siate emozionati così come succede a me ogni volta che sento l'inno della Sicilia. Prendiamo posto, rinnovo il benvenuto a tutte le persone presenti, a tutti i siciliani liberi. Io non ho scritto, non ho preparato nessun discorso, quindi sopportatemi per 5 minuti perché poi vogliamo lasciare, diciamo, ampio spazio al nostro condottiero, il professore Massimo Costa, Massimo per tutti ormai. Abbiamo sentito la Sicilia terra degli dei, la Sicilia la terra più bella del mondo, ce la stanno distruggendo. Noi non lo dobbiamo permettere, è ora di cambiare e penso che questo movimento Siciliani Liberi nasca nel momento giusto, perché il 2016, non so quanti di voi lo sanno, è l'anno del 9, se fate la somma dei numeri 2, 1 e 6 arriviamo al 9 e il numero 9 è il numero del risveglio delle coscienze, quindi diciamo che nasciamo sotto buoni auspici. E allora il nostro compito quale sarà? Perché la strada che stiamo intraprendendo è una strada difficile ma importante, e quello che io vi chiedo, e lo dico a tutti noi dobbiamo essere forti, coraggiosi, non ci dobbiamo fare spaventare da nessuno, perché mettetevi in testa che incontreremo un sacco di ostacoli lungo il nostro cammino, faranno di tutto per boicottare tutte le nostre iniziative, parleranno male di noi, ma noi dobbiamo diffondere il verbo della libertà, perché la nostra è una terra ricca di ogni cosa, possiamo vivere senza bisogno dell'aiuto di nessuno. Corre voce quando io parlo di indipendenza, molti siciliani mi dicono: ma come facciamo senza l'Italia? La gente non lo sa, la gente crede a tutto quello che dice la televisione. Ultimamente il governo Crocetta, sapete bene quello che sta facendo alla Sicilia, che cosa si dice? Roma manderà i soldi per stabilizzare i precari, Roma manderà i soldi per chiudere il bilancio, Roma non manda un bel niente, Roma manda i nostri soldi e non ce li manda tutti, Roma non fa altro che depredare le nostre risorse, prendersi quelle che sono i nostri soldi. Quindi quello che noi dobbiamo fare è informare prima di ogni cosa tutti quelli che sono convinti che senza l'Italia non si può vivere, che noi non abbiamo bisogno dell'Italia, è l'Italia che ha bisogno di noi, ma non ci merita. E allora, che cosa dobbiamo? Dobbiamo riflettere su una cosa. Noi ci troviamo in una situazione veramente drammatica e siamo un po' tutti colpevoli, inconsapevoli di questa situazione, perché io per prima, lo confesso, prima qualche anno fa votavo per il Partito Socialista, poi ho votato per la sinistra, però non lo capivo, ammetto la mia ignoranza. È qui che sta il danno. Noi abbiamo dato fiducia a dei politici siciliani che militano nei partiti italiani e i partiti italiani non hanno nessun interesse di fare risorgere la Sicilia. La Sicilia è una bella mucca da spremere che porta voti a tutti questi signori che antepongono i loro interessi al bene dei cittadini siciliani. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare capire a tutti i siciliani liberi e soprattutto a quelli che non sono liberi, che non bisogna più votare queste persone, dobbiamo cacciarli via dal nostro Parlamento siciliano. Sono come dei farisei in un tempio, Gesù li cacciò e saremo noi siciliani liberi a cacciare queste persone. Quindi vi raccomando, coraggio, determinazione, amore, credeteci in questo sogno. Qualcuno dice è utopia, ma non è vero, la parola utopia la dobbiamo cancellare dal vocabolario. Tutto si può realizzare, è questione di crederci veramente e di volerlo. E signori miei, io l'ho detto tante volte, qui ci sono persone che me l'hanno sentito dire tante volte, innamoratevi di questo sogno, perché se non siete innamorati non sarete contagiosi. L'amore è contagioso. Se amate questo progetto, se amate la Sicilia,
contagerete questo amore anche ai siciliani più increduli, ai siciliani che sono i primi nemici della Sicilia, perché ce ne sono tanti, e lo sapete perché? Perché tra di noi c'è un brutto sentimento che aleggia, che è quello dell'invidia, e noi questo sentimento lo dobbiamo cancellare, e lo dobbiamo cancellare con l'amore, non con la vendetta, non con la ripicca, con l'amore. Rispondiamo a tutte le cose brutte con l'amore, perché l'amore conquista sempre. Dico bene, Massimo? Quindi io vi ringrazio ancora di essere venuti così tanti numerosi. Vi dicevo poco fa che le riprese di questo evento faranno parte di un film tutto siciliano che ha scritto un nostro sicilianista doc, dov'è? Antonio Milazzo. Abbiamo già preso accordi con un regista, stiamo provando i finanziamenti, parlerà della Sicilia, e in questo film saranno inserite alcune scene di questa giornata. E questo film poi sarà prodotto e girato in Sicilia e sarà distribuito non solo in Italia, ma sarà distribuito in Europa, in America, in Australia e in Argentina. Quindi tutte le comunità siciliane che vivono all'estero avranno conoscenza di questo movimento indipendentista Siciliani Liberi, e vi posso assicurare e garantire che i siciliani che sono all'estero hanno una grande nostalgia di questa terra, perché in effetti è la terra più bella del mondo. Viva la Sicilia!